Attenzione al portafoglio. Detto in veneziano, occhio al taccuin può anche ispirare simpatia, ma il problema è davvero serio. L'enorme afflusso di turisti ha da tempo reso la città terreno fertile per le scorribande di gruppi ben organizzati di borseggiatori che prendono di mira con destrezza zaini, borse e tasche d'ogni genere. La protesta del Comitato Cittadini Non Distratti intende sensibilizzare istituzioni e potenziali vittime. Perché la mascherina? Perché sono un ladro e sono anche incinta. No, vediamo. E io posso fare quello che voglio, posso rubare, tanto nessuno mi tocca, sono impunibile. Purtroppo qui a Venezia ogni giorno ci sono ragazzine di 13-14 anni sistematicamente incinta per non essere punibili penalmente, che borseggiano decine e decine di turisti ogni giorno, e non solo turisti, anche veneziani purtroppo. Il Comitato Cittadini Non Distratti è composto da residenti abituati a tenere gli occhi aperti. È capitato di assistere a qualche scena di borseggio? Assolutamente sì, mentre guardavano la turista negli occhi, con le mani gli rubavano all'interno della borsetta, sfidandola come. Cioè scene di tutti i tipi. Il timore di borseggiatori in servizio effettivo e permanente ha costretto le persone a cambiare abitudini, come racconta questa italo-americana residente a Venezia. Non porto un portafoglio, porto un piccolo portacarta di credito che è dentro la borsa, dentro un zip, dentro un altro. Ma perché io ho voluto cambiare mia vita per proteggere me? Perché che tutta questa gente è in giro? Le richieste basilarmente sono due: severità e certezza della pena e un aumento del personale di polizia locale dedicato nello specifico ad un pericolo che riguarda anche i residenti. C'è un racket fortissimo che lucra sul fatto che il turista arriva a Venezia, si vede di fronte a questa splendida e unica città al mondo che però viene usata e violata quotidianamente, minuto per minuto, dalla malavita.